Quando si pensa al trofeo delle province, solitamente nella pallavolo ci si riferisce al torneo fra selezioni di Under 15 maschile ed Under 14 femminile. In Veneto però ce n'è un terzo dedicato all'Under 14 maschile, atto a qualificare maggiormente già in questa fascia d'età i giovani emergenti. L'edizione 2012 si è tenuta a Motta di Livenza e dintorni, nel Trevigiano, ed in finale è stata la selezione di Padova a conquistare il trofeo sconfiggendo i vicentini. La stagione è andata bene, abbiamo puntato su quella che è la battuta al salto ed è stato il fondamentale che forse ha fatto di più la differenza. Soprattutto stamattina nelle partite un po' meno tese, la finale e la semifinale con Treviso sono state sicuramente più tese, per cui qualche errore in più ci sta. E il gruppo è composto da quasi tutta la provincia, da 3 baseliche arriviamo a Padova, per cui ci siamo, li abbiamo presi tutti. Siamo felici, molto felici. Ovviamente è stata dura, però ci siamo impegnati tanto e abbiamo vinto. Abbiamo fatto delle belle partite e non c'è niente da dire, siamo stati bravi. Abbiamo selezionato 12 tra i migliori ragazzi di tutta Padova e siamo arrivati a un risultato incredibile. Quindi per me il primo anno arrivare anche a vincere il titolo è una soddisfazione doppia. Oltre all'aspetto tecnico, la selezione ha puntato su un aspetto anche del comportamento, dell'atteggiamento dei ragazzi. Il gruppo che si è formato, se l'avete visto, è un gruppo che sta veramente bene. È una squadra fatta in 3 mesi, 4 mesi di lavoro, intenso, tutte le domeniche. Siamo veramente felici perché alla faccia di quelli che guardano le statistiche siamo riusciti anche nell'atteggiamento. È nato con le partite tra le società dove ci hanno selezionato e dopo gli allenamenti sono stati sempre abbastanza duri, con parte tecnica, anche fisico e gioco verso la fine. Ci siamo divertiti comunque. 9 le squadre partecipanti, perché assieme alle 7 province venete si sono aggiunte, come ormai consuetudine, Trento ed il Friuli Venezia Giulia. Per i secondi classificati di Vicenza è stata un'esperienza entusiasmante. È stata un'esperienza molto bella e tutta noi, la squadra, l'abbiamo vissuta molto bene. Ci siamo allenati con costanza dagli inizi di settembre e siamo arrivati qua. Questo è un livello su un altro pianeta rispetto a il campionato di società. Noi non pensavamo di arrivare secondi, ce l'abbiamo messa tutta anche nella finale, però abbiamo incontrato il Padova, non abbiamo rammarico. So che ci mancherà a tutti questa rappresentativa, speriamo di continuare l'anno prossimo insieme. Non ci aspettavamo di andare subito così bene, però ci siamo riusciti giocando bene. Mi dispiace solo per la finale, abbiamo giocato punto a punto e siamo stati anche avanti di 7 punti al primo set. Comunque onore e merito al Padova, che è una buona formazione. Senz'altro è stata un'esperienza partita bene e cresciuta col tempo. Partita con molti atleti, ne avevamo sopra i 30, è stata una dura scelta fatta nel tempo. Alla fine siamo riusciti a costruire questo gruppo che comunque ci ha dato molta soddisfazione dentro e fuori dal campo. Dal punto di vista tecnico abbiamo visto delle buonissime cose, soprattutto da un punto di vista della battuta, il fondamentale nel quale anche in questa finale si è contraddistinta Padova con la battuta in salto e le battute jump float. Quando la battuta ha funzionato anche la squadra ne ha subito gli effetti positivi. L'attività di selezione inizia prima di Natale ed accompagna le domeniche pomeriggio di molti ragazzi. I selezionatori poi decidono quali sono i 12 convocati per il trofeo delle province. All'inizio era quasi un po' noioso perché c'era tanta gente e non riuscivi ad allenarti. Poi però è diventato molto più bello, sempre più avanti e siamo arrivati qua carichi e è andata bene. Io speravo di riuscire ad arrivare fino a questo punto, dopo per fortuna sono stato anche un po' soddisfatto e ci trovavamo parecchie domeniche, gli allenamenti sono andati bene, siamo riusciti anche a far gruppo tra amici e per il risultato sono molto felice. E quest'ultimo, Simone Antonello, è uno dei componenti della selezione di Treviso, terza classificata, che nella finalina per il terzo e quarto posto ha sconfitto il Friuli Venezia Giulia. Siamo discretamente soddisfatti, arrivare terzi non è sicuramente un risultato di ripiego, anche perché abbiamo dimostrato di saper lottare contro la squadra che poi si è aggiudicata la manifestazione. Loro molto più bravi ed efficaci nel fondamentale della battuta. Noi abbiamo avuto un calo in semifinale nel terzo set che ci è costato la finale. Sono molto migliorato e ho
imparato a fare conoscenza con gente che non conoscevo, sono molto soddisfatto. Via via si sono classificate quinta Trento, sesta Belluno, settima Venezia, ottava Verona e nona Rovigo. Ed appunto Rovigo, nonostante l'ultimo posto, porta con sé la nota lieta del torneo. A qualche anno di distanza dall'ultima volta è tornata ad allestire una selezione provinciale maschile. È una gran bella novità perché finalmente Rovigo è ritornato, diciamo, perché ci sono delle società che hanno cominciato a lavorare nei settori giovanili e adesso pian piano anche il comitato è riuscito a far crescere il settore maschile. Hanno visto magari dei ragazzi che certamente sono superiori a livello tecnico, però è importante cominciare. Ci fa enorme piacere anche perché c'è bisogno del contributo di tutti da questo punto di vista. Rovigo è una realtà che va seguita e va incamerata nel Veneto, in quanto anche lei ha un bacino di utenza molto interessante che potrebbe far comodo al Veneto stesso. Padova e Vicenza hanno disputato una finale ad altissimo livello anche dal punto di vista tecnico. Devo ringraziare in modo particolare per l'organizzazione 4 società che hanno collaborato, la società qui di Motta, poi l'Annone Veneto, anche se abbiamo sconfinato un po' in provincia di Venezia, e poi altre 2 società trevigiane molto importanti, Livenza Piave Volley e il Meduna. Ringrazio già ora il presidente provinciale Piaser perché ci ha dato questa possibilità di partecipare anche noi con la nostra società a questo bel evento, sicuramente un bel evento per tutto il movimento della pallavolo e anche per il nostro piccolo comune, la nostra piccola società. Abbiamo aperto la porta della palestra, altro non abbiamo fatto, ma è stato un piacere vedere tutti questi giovani ragazzi cimentarsi in questo torneo. Ho personalmente visto una buona pallavolo da parte di certe squadre e quindi ben venga altre volte occasioni del genere. È stato anche un momento di spettacolo perché la loro creatività si esprime poi nel gesto atletico e poi alla fine vince sempre il migliore, quindi a questa età poi è importante anche il percorso di crescita della personalità, non solo dell'atleta, e poi ognuno trova la sua massima espressione.